Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apriamo questa nuova puntata di Panorama Sardo insieme a una cara amica, Caterina Murino, che la scorsa settimana abbiamo presentato come testimonial della Sardegna per la prossima stagione turistica. Come è nata, Caterina, quest'idea? È un'idea straordinaria della Regione Sardegna in cui per la prima volta, credo, non vogliamo solamente promuovere le nostre bellissime spiagge e quindi attirare un turismo veramente estivo, però con questo fantastico e meraviglioso racconto, come una favola, raccontare le nostre tradizioni. Credo che questo spot sia un po' particolare per noi sardi, perché ogni simbolo, ogni immagine ci parlerà, forse un po' meno per le persone che appunto non sono sarde, ma io spero appunto che questa favola, questo racconto possa illuminare e attirare l'attenzione, la curiosità per cercare di capire per tutti giustamente i turisti stranieri che cosa sono questi simboli, cosa vogliamo raccontare con questi petali che vengono lanciati nel cielo, chi sono questi giganti, chi sono i mamutones, per cui questo spot racconta veramente l'essenza di noi sardi, della nostra Sardegna e della nostra cultura. Quando ti hanno proposto questo progetto, qual è stata la tua reazione? Ok, adesso piangerò di nuovo come sempre, lacrime, perché sinceramente come me l'hanno raccontato è quello che fa vibrare sempre me in quanto sarda e quanto amo questa terra con tanta cultura, con tante tradizioni che non si sono mai perse e quindi io mi auguro che con queste immagini, con questa musica meravigliosa possiate anche voi vivere queste emozioni che ho vissuto io nel primo giorno che me l'hanno raccontato. Sei sentimentalmente legata con un francese, con un avvocato, e per 18 anni hai scelto di vivere lontano dall'Italia. Perché?
Perché diciamo che non è stata una scelta, io ho sempre detto che anche il mio lavoro d'attrice non l'ho scelto io, ma la vita ha scelto per me, e la vita ha scelto per me di portarmi in Francia. Come ho sempre raccontato, è arrivato un film, poi è arrivato un altro, ne è arrivato un altro, e mi sono ritrovata a vivere a Parigi ormai da 18 anni. Come voi sapete lavoro un po' ovunque, forse un po' meno in Italia, nonostante lavori tanto a teatro, e lavoro veramente ovunque e sempre più in Francia, per cui diciamo che, come ho detto, la vita ha scelto per me questa città meravigliosa di cui sono molto, molto felice. Caterina Murino, attrice ma anche manager. Manager, oddio. Diciamo che sono un po' la facciata di una società fantastica, si chiama Five Events, con dietro Manuela Fradelloni, Stella Gullotta e la mitica Michela Giangrasso, e abbiamo creato questa società per prendere il concorso di Miss Italia in Sardegna. Ormai da 3 anni, e siamo veramente strafelici perché stiamo cercando non di cambiare l'immagine del concorso, ma di renderlo ancora più interessante, non solamente le bellezze delle ragazze e i loro sogni, perché ricordiamo che Miss Italia, nonostante venga continuamente contestato, è un enorme trampolino di lancio, quindi mi auguro che voi tutti non guardiate Miss Italia solamente come una vetrina vuota, ma una vetrina ricchissima, ed è veramente un ponte, per me lo è stato, e quindi mi auguro veramente che tantissime altre ragazze lo possano essere per loro. E vogliamo appunto legare la bellezza delle ragazze con la bellezza del nostro territorio, per cui sarà sempre più importante il ruolo di ogni comune, di ogni paese della Sardegna, e cerchiamo di valorizzare questi paesi che appunto accetteranno di accoglierci come Miss Italia, e legarlo alla bellezza delle ragazze. Tu sei stata Miss Sardegna nel 1994 e poi ha vinto la Meloni, però tu sei andata avanti e lei si è fermata. Cosa significa? Significa che tutti noi abbiamo un'enorme possibilità, è quello che dico alle ragazze, alle nostre ragazze, che magari quest'anno hanno perso, sono tornate a casa senza nulla in mano, come è successo per me nel 94. Vinsi Miss Sardegna, Alessandra Meloni fu seconda, e alle prefinali nazionali mi hanno eliminato subito, e lei è passata e lei ha vinto. 3 anni dopo ho ritentato la fortuna e sono arrivata a quinta nazionale con la carriera che voi conoscete, per cui diciamo che la vita è veramente, veramente straordinaria, e voglio dire alle ragazze di non fermarsi mai, che il concorso è sempre aperto, per cui se avete partecipato quest'anno e non avete vinto, ci sono veramente tantissime altre possibilità per ripartecipare e ripiazzarvi, perché la fortuna ogni tanto è cieca, ogni tanto è sorda, ma ogni tanto guarda dalla vostra parte. La sensazione è che comunque dopo tanti anni lontano dall'Italia ti stia riavvicinando alla tua Sardegna. Non mi sono mai allontanata, credo, anzi più sei lontana e più capisci quanto è bella, e forse sicuramente tutto quel poco che sto facendo per la Sardegna, con i miei gioielli, col trasferire quest'amore per la nostra cultura, soprattutto in Francia e nel mondo, non l'avrei mai fatto sicuramente se fossi rimasta in Sardegna, per cui io lo trovo un lato positivo di averla lasciata, purtroppo. L'apice della tua carriera a livello di popolarità mondiale, essere stata la donna di James Bond. Gracias. A usted, señor. No en balde se puso de mal humor. Disculpe usted. ¿Puedo llevarla a casa? Eso lo pondría fuera de sus casillas. Temo que no soy tan cruel. Tal vez está fuera de práctica. Tal vez. ¿Qué tal una bebida en mi villa? ¿Cómo dice? ¿Está cerca? Mucho. Una bebida. Buenas noches, señor, y bienvenido de nuevo. Aquí vivo.
Io credo che qualsiasi altro film si possa fare nella nostra carriera non raggiungerà mai un livello di popolarità come James Bond. Ho avuto la fortuna di essere scelta come Bond Girl, di essere scelta nel film Casino Royale, che è sicuramente uno dei più acclamati e per tutti i fan di Bond è uno dei migliori, per cui ecco, questa non certo è meritata, ma sicuramente una grande fortuna di essere stata scelta per quel film. Un altro passo importante è essere stata scelta da Bocelli come protagonista di una canzone popolarissima. Moon river, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, your heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and È stata un'esperienza bellissima a Cinecittà, in tutta la zona romana, col grande Andrea Bocelli, con una canzone meravigliosa che è Maria, per cui grande emozione. Ci sono tante piccole cose che ho fatto tante cose nella mia carriera e sicuramente una di queste è anche aver partecipato e aver lavorato alla Scala di Milano per la prima di 2 anni fa, dal momento che c'erano appunto 45 persone che erano malate di Covid, per cui hanno dovuto inventare una specie di patchwork con tutte le opere migliori di tutti i balletti e hanno chiamato 4 attori italiani per legare questi, di cui una ero io. E non posso raccontarvi l'emozione di essere stata chiamata alla Scala, di aver avuto la Scala di Milano tutto un giorno intero solo per me. L'ultima curiosità di rigore, cosa c'è nel futuro di Caterina?
Allora, ho 3 serie francesi che stanno uscendo, un altro film, 2 film italiani al cinema e giovedì inizierò la mia prima a Parigi al Teatro della Madeleine con il grande regista Francis Weber, che è il regista della La Cena dei Cretini. Per cui sto un po' tremando perché è la mia prima volta a teatro a Parigi, un grandissimo teatro con grandissimi attori colleghi e un grandissimo regista, per cui in bocca al lupo a me. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il debutto di Giulia, giornalista Sardegna, nel mondo dell'editoria con Un giorno all'improvviso, i racconti delle donne al tempo del Covid. Un dialogo tra 16 professioniste di vari ambiti, altrettante giornaliste e socie di Giulia Sardegna, il coordinamento isolano dell'Associazione Nazionale, nato nel 2017 per iniziativa della giornalista Rai Susi Ronchi. Un giorno all'improvviso, i racconti delle donne al tempo del Covid è un libro ricco delle testimonianze che mettono in luce la determinazione e il coraggio nell'affrontare disagi e sofferenze, superare le incertezze e soprattutto trovare soluzioni nei 2 anni della lotta alla pandemia. Pensieri, parole, ricordi ed emozioni accompagnate dalle immagini delle fotografe sarde che hanno raccontato la Sardegna degli ultimi 40 anni. Parliamo di Daniela Zedda e Elisabetta Messina. Il volume è stato presentato in prima nazionale a Cagliari nella sala congressi della Fondazione di Sardegna che ha sostenuto l'iniziativa. Valerio, buonasera. Storie di donne impegnate, storie di donne attente all'evolversi della società, storie di donne che durante le pandemie hanno fatto il loro mestiere, la loro professione, il loro ruolo di mamme, di insegnanti, di professioniste appunto, che non hanno mai fatto mancare quel tipo di filo che unisce la quotidianità. Siamo con Susi Ronchi, collega, fondatrice di Giulia Giornaliste, grande anima di questo percorso
che è nato ed è sfociato in un libro che non potrà mai passare inosservato. Susi, qual è la soddisfazione, qual è la sintesi di questa operazione editoriale? Abbiamo voluto con grande forza e determinazione questo lavoro, un lavoro che è durato 14-15 mesi come gestazione, è un cammino davvero tortuoso perché il libro è lo specchio dei tempi e dei condizionamenti che ci ha imposto la pandemia. Quindi ci duole dire che il protagonista è il virus, ma non è un protagonista incontrastato, lo abbiamo contrastato noi donne, tutte le donne che hanno partecipato a questo libro, sia le giornaliste che le professioniste che le fotografe, abbiamo contrastato il suo cammino raccontando in tutte le pagine del libro la complessità della quotidianità. Le donne non sono eroine, non sono personaggi, sono semplicemente e straordinariamente delle persone che vogliono in questo libro raccontare la loro esperienza, raccontandoci appunto come hanno fatto a superare ostacoli, difficoltà di quel periodo, purtroppo ancora attuale, anche rivoluzionando interi settori lavorativi. Come vi è venuta in mente questa idea? E poi c'è l'abbinamento, oltre al coordinamento editoriale detto della tua regia, oltre al coordinamento editoriale Alessandra Dari, c'è anche, come dire, l'abbellimento delle foto meravigliose di Daniela Zedda e anche di Elisabetta Messina. Come l'avete cucito questo ordito? Beh, è nato piano piano il progetto, l'abbiamo completato riflettendoci. Col direttivo di Giulia Giornaliste, che è composto da Roberta Celot, Caterina De Roberto, Simonetta Selloni, la sottoscritta e Alessandra Dari, che anzi voglio ringraziare davvero pubblicamente attraverso la vostra TV, perché ha condiviso con me fin dall'inizio ogni momento, ogni gioia, ogni sofferenza di questo progetto. A un certo punto abbiamo addirittura pensato di non farcela, perché ripeto, è lo specchio del Covid. Il Covid ci ha frenato, il Covid ci ha decelerato, tutte noi abbiamo più o meno avuto il Covid, quindi pensavamo di non farcela. Oggi possiamo dire ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo fatta tutte insieme. Giulia Giornaliste vince sempre, viene da dire anche in trasferta, perché giocare contro una pandemia non è mai facile. Se dovessi esaltare un passaggio di queste 16 interviste, quale sarebbe? Beh, un passaggio di queste 16 interviste, c'è un filo conduttore che appunto lega queste 16 interviste, è questo: noi dedichiamo il libro a tutte le donne della Sardegna perché non siano mai cancellate dal racconto quotidiano della storia, cioè dal racconto di tutti i giorni. Non vogliamo le donne protagoniste della grande storia, vogliamo le donne protagoniste dell'attualità e della quotidianità, e in questo libro c'è tutto questo. Giacomo Sfisu, dal 3 di giugno presidente della Fondazione di Sardegna. Intanto le dico, Presidente, raccogliere l'eredità di Antonello Cabras non deve essere stato semplicissimo. Ma lei da dove riparte? Da dove è ripartito? Ma dunque, raccogliere l'eredità, come diceva lei, di Antonello Cabras non è semplice. Sono, come dire, fiero di essergli successore e ripartiamo da quanto lui ha fatto, cioè da una fondazione molto presente nelle cose dei territori della Sardegna, sia nel settore della cultura, dell'arte, della scuola, dei servizi sociali. Insomma, la fondazione è diventata in questi anni una delle istituzioni che più è presente in settori della nostra vita sociale, civile, culturale, artistica, in questi anni in cui un po' l'istituzione pubblica, avendo meno risorse, è mancata, è più carente e meno può rispondere ai nuovi bisogni delle persone. E cerchiamo di dare con i nostri budget e con i nostri bilanci e di distribuire nel territorio il massimo delle risorse possibile, di aiutare e sostenere categorie e situazioni soprattutto artistiche e culturali che altrimenti non sopravviverebbero. Siamo contenti di aver dato anche in questa occasione una mano e un contributo
alla scrittura di un libro che è fatto di interviste di 16 donne che rappresentano uno spaccato della società sarda e delle donne sarde ai tempi del Covid. Questo è un po' la nostra missione, questo è un po' quello che abbiamo fatto e che cercheremo di fare. Un giorno all'improvviso, diceva, sottolineava, realizzato da 16 donne con altrettante donne del mondo dell'imprenditoria, dell'arte, della cultura, del giornalismo. Ecco, lei che idea si è fatto? Abbiamo passato un periodo di lockdown, il Covid ha costretto tutti, ha mutato le abitudini, distanziamenti, mascherine, rapporti e relazioni che purtroppo si sono interrotte. Nel messaggio di questo volume cosa traspare? Appunto, lei che idea si è fatta? Vabbè, traspare intanto un'esperienza molto potente. Io nel mio intervento ho detto che per la nostra generazione che non ha conosciuto la guerra, certamente questa della pandemia è stata un'esperienza potentissima, un'esperienza che ci ha costretti a casa, che ha separato le famiglie, che ha soprattutto lasciato soli nel senso proprio della solitudine gli anziani nelle case di riposo piuttosto che nelle loro case, quindi è stata un'esperienza potentissima che ci ha molto cambiato, non so se in meglio, è stata un'esperienza che ci ha segnato, che resterà, come traspare anche dalle interviste nel libro, nella nostra memoria, che dobbiamo conservare nella nostra memoria e i cui effetti non sono immediatamente valutabili, nel senso che adesso diciamo ok, la pandemia è finita, quindi insomma torniamo, riavviamo il motore e la macchina da dove l'avevamo parcheggiata. Non è esattamente così, non è esattamente così per i moltissimi che hanno sofferto persino con la vita di questa pandemia, non è così soprattutto per i bambini e per i ragazzi che hanno patito un periodo di isolamento, un periodo di solitudine, un periodo di didattica a distanza, quindi gli effetti li valuteremo pian piano, speriamo che non siano gravissimi e che siano recuperabili con un ritorno alla normalità. Simonetta Selloni, in penna della Nuova Sardegna, è autrice di una delle 16 interviste che compongono questo viaggio un po' particolare perché nasce all'interno di una pandemia, ma anche perché è un viaggio che racconta storie, tante piccole storie, tanti flash, tante situazioni raccontate da una donna a un'altra donna. Se tu dovessi scriverla questa storia, da dove inizieresti? Quale sarebbe l'attacco? Ma l'attacco è sicuramente un giorno all'improvviso, il giorno che ci ha messo di fronte alle nostre debolezze per un verso, ma per un altro anche alle nostre risorse. Abbiamo tirato fuori risorse che forse non pensavamo neanche di avere di fronte a questa situazione così grande, così importante. Ci siamo scoperte solidali, tenaci, e non abbiamo lasciato lo spazio alla disperazione perché bisognava fare tante altre cose, non c'era davvero il tempo per lasciarsi andare, quindi io comincerei da questo, ecco. Prego. La figura della donna multitasking, madre, professionista, moglie, sorella. Avete questa sorta di impalcato che è di una straordinaria importanza e che tiene in piedi anche, tu parlavi di fatiche, insomma, anche di grandi complicità, ecco, lo posso dire perché arrivate prima a dama. Ecco, adesso da un libro così, dal punto di vista sociale, qual è la lezione che si può trarre? La lezione che si deve trarre è che bisogna che tutti collaborino per un unico fine, cioè tutti assieme, donne e uomini. L'unica vera lezione da imparare è questa, la tenacia è delle donne ma è un valore da condividere, perché è vero che sulle donne è gravato il peso anche della famiglia e anche e soprattutto della cura verso i più deboli, cioè gli anziani, i bambini. La lezione da trarre è la condivisione, non ci salviamo da soli e non ci salviamo da sole, questa è la lezione da trarre. E nessuno da solo si salva mai.
Simonetta, un giorno all'improvviso può ridiventare un secondo giorno, magari meno all'improvviso, però bene auspicante per il futuro? Sì, allora il valore di questo libro, lo diceva Susi Ronchi, che è la presidente di Giulia Giornaliste, è un valore che si estende nel tempo, non è un libro per oggi, è un libro che tutti possono avere la possibilità di consultare per vedere come siamo passati attraverso questo pezzo di storia. Ogni tanto la storia ci attraversa e noi non ne siamo consapevoli. Questo è un modo per tenere viva la consapevolezza. Ci potrebbe essere un altro momento, magari una cosa, perché no, allargata, più corale. È stato faticoso metterla assieme, però bisogna sempre andare avanti, oltre alle fatiche, e pensare a fare qualcosa di più e di meglio. Se tu dovessi andare in una classe di scuola media mista, quindi ragazzini e ragazzine che si affacciano molto rapidamente, in maniera molto smart, a un mondo che purtroppo per noi spesso non fa prigionieri, mi riferisco ai social. Come gli racconteresti questa storia e come gliela porresti questa lotta che dovrebbe essere facilissima alla parità di genere? Ma intanto io penso che al di là dei bambini, dei ragazzini e delle ragazzine sarebbe molto interessante avere i genitori, perché i nostri figli sono anche fatti della materia con la quale noi li plasmiamo. Se insegniamo loro il valore della parità e del rispetto prima di tutto, non si può sentire la famiglia, la mamma che dice aiuta tua sorella, non significa nulla aiuta tua sorella, fate le cose insieme, il concetto è quello della condivisione. Insegnerei loro questo straordinario valore di condividere un percorso comune, dove le cose si fanno insieme, dove non è un aiuto, una concessione, ma è un stare insieme di fronte alle cose. Non abbiamo altre alternative, l'unico modo per crescere davvero in una cultura condivisa inizia dalle piccolissime cose. Ecco, io sono stata nelle scuole e raccontavo anche davanti a insegnanti, dicevo, eravamo in prossimità del Natale, dicevo ci sarà il pranzo di Natale. Quanti di voi staranno seduti a tavola e quante di voi invece si cureranno di sparecchiare, fare le cose mentre gli altri, i nostri uomini, staranno lì seduti? Iniziamo dalle piccole cose. Le rivoluzioni hanno sempre un inizio dalle piccole cose, questo direi. Simona Scioni, una delle 16 interviste griffate di questo giorno all'improvviso che ha unito e messo in evidenza la forza, la caparbietà, insomma le donne. Hai intervistato Giulia Balzano. Ci dici chi è e ci racconti anche perché la sua testimonianza ha un rilievo particolare. Giulia Balzano è la presidente di un'associazione, di una piccola associazione di donne che gestisce un museo, la Bernabò, che gestisce il museo di Pau, è un museo dell'ossidiana, ce ne sono 2 in tutto il mondo, uno in Sardegna, a Pau, e l'altro in Giappone. La storia è una storia importante per quanto concerne il mondo dei beni culturali, è stata un'occasione per parlarne, perché un piccolo museo e il ruolo dei piccoli musei nelle nostre comunità, che vanno da poche centinaia di persone a qualche migliaio, ricopre in questi ambiti un museo e i suoi operatori culturali un ruolo centrale, perché è il punto di aggregazione, un punto di stimolo, di pensiero, di confronto, e quando a un certo punto tutto chiude, si è dovuto industriare, non essendo nessuno gli Uffizi, con tutte le energie anche economiche degli Uffizi, ciascuno si è industriato per mantenere un filo, come aveva fatto un po' Maria Lai con i suoi fili, no, del dialogo con la montagna. Un filo di dialogo che passava attraverso la rete e che attraverso il sentire una nuova forma di empatia si è costruito una forma di divulgazione scientifica che era anche una consolazione dell'anima. Questo è un po' uno dei tanti ruoli che hanno svolto le piccole cooperative, che gestiscono con enormi sacrifici, perché le risorse economiche non sono quelle dei grandi musei e le persone sono quelle che vivono nella vita quotidiana, e quindi la forza lavoro di donne. Ecco, allora una forza lavoro di donne
un filo rosa inevitabilmente, ancorché possa essere semplicistico, ma un filo, certo, di molti uomini, di molte papà, di molte famiglie. Questo filo io lo immagino declinato anche a quelli che possono essere i giorni futuri. Si diceva prima in sala, la memoria non è un lusso, non è un orpello, è quello che ci fa diventare più forti, più solidali, più inclusivi nella quotidianità. Ecco, il vostro libro, le vostre interviste cosa seminano sul territorio? Cosa potrebbero seminare, secondo te? Sono 16 interviste a donne che si occupano di settori completamente diversi, dalla sanità all'educazione, alla formazione, ai beni culturali, alla medicina, all'impresa, agli enti locali. Ciascuna ha lasciato una testimonianza, una propria esperienza. È vero che non siamo diventati migliori, però ci siamo interrogati e questo è forse l'aspetto più positivo, quello di interrogarci sul come vivere il nostro futuro e anche sulla qualità del presente che stiamo andando a costruire giorno per giorno, ciascuno con i nostri figli e poi con i figli allargati, quelli che sono le imprese, le aziende, le nostre partite IVA, le nostre serrande che si devono sollevare e ogni giorno devono affrontare un punto interrogativo del futuro, del domani, non tanto del dopodomani, ma proprio del domani, della sopravvivenza. Allora interrogarci sulla qualità di quello che stiamo scegliendo di fare, questo è forse lo stimolo della memoria di questo volume, ognuno con voci diverse e con risposte diverse. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Presidente, come nasce l'idea di questo progetto di Assoverde che coinvolge Confagricoltura? È un progetto che vuol dar valore al recupero importante di tutte quelle aree verdi di cui l'Italia è piena e pochi ne sanno. I cittadini dovrebbero sapere che i 2/3 della superficie italiana sono gestite o da agricoltori o ci sono boschi e foreste, e quindi a noi viene dato questo compito importante e gravoso della manutenzione di queste aree. E poi c'è il terzo dalla parte rimanente, che sono le grandi città. Ecco, un grande progetto per recuperare gli spazi verdi quale momento di inclusione, quale momento di bellezza della città, ma anche come momento economico, perché dietro il tema ovviamente della gestione dei parchi, dei giardini privati e pubblici ci sono oggi imprese economiche vive che danno occupazione, che creano reddito e che creano sviluppo per il territorio. In un momento così difficile come quello che stiamo vivendo dobbiamo rafforzare sempre di più il sistema produttivo del Paese e quindi anche attraverso il recupero degli spazi verdi dare forza ovviamente a quelle imprese che sono fortemente radicate nei territori. In Sardegna sono grandissimi vivai. Presidente, sicuramente lei sa che Cagliari ha scelto di affidare all'architetto Boeri e all'architetto Peretti il fronte mare completamente verde di Cagliari. Che va nella giusta direzione. Noi chiediamo appunto che possano essere riqualificate le città. Quando addirittura fatto da grandi e prestigiosi studi di architettura, vuol dire che c'è la volontà e la forte volontà da parte delle pubbliche amministrazioni di iniziare un processo di rinnovamento delle città, e noi in quel processo di rinnovamento vogliamo esserci dando un'idea, dando un contributo. Rosy Sgaravati è presidente nazionale di Assoverde, che insieme a Confagricoltura ha presentato un libro bianco per il futuro delle nostre città, delle nostre campagne, per il futuro della nazione. Sì, stiamo facendo questo percorso itinerante siamo andati in diverse città italiane, Firenze, Roma, insomma in diverse città italiane, proprio per sensibilizzare le istituzioni pubbliche e anche tutte le persone quanto sia importante la manutenzione, la cura e il rispetto del verde. Sia importante per la salute, una salute psicofisica, e per questo l'anno prossimo il nuovo focus del Libro Bianco del Verde sarà il verde e la salute, con il professor Sirchia, con l'Istituto Superiore di Sanità, per far capire che il costo della manutenzione del verde, che è un costo, però fa risparmiare molto riguardo alla sanità, per cui forse le cose si possono compensare, e avendo più coscienza di quello che può essere anche il verde come aggregazione tra le persone e soprattutto, diciamo così, come bene proprio, sia, come dicevo prima, sia psichico che fisico. Sotto questo profilo siete riusciti a impattare sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con questo progetto? No, con questo progetto proprio direttamente no, perché come associazione non ha, però indirettamente sì, perché molte delle nostre aziende hanno fatto questo progetto, un progetto molto interessante del PNR, un progetto di filiera che spero andrà in porto. Stiamo organizzandosi con tutte le regioni delle grandi aziende, che toccano tutte le regioni italiane, e di conseguenza questo come sensibilizzazione è stato veramente una cosa molto importante, soprattutto per le aziende del settore, ma non solo per questo, per tutto quello che riguarda il mondo del verde e le persone che ne usufruiscono. Ne ho parlato col presidente Massimiliano Giansanti. Cagliari si sta proponendo con due progetti, uno dell'architetto Boeri, l'altro dell'architetto Peretti, per riqualificare tutto il fronte mare con un 50% di verde. È bello, no? Non mi può fare che contenta. Comunque ritengo che se Cagliari vuole diventare la città turistica, perché con tutte le bellezze che ha Cagliari, credo che abbia dovere di diventare, il diritto di diventare una grande città turistica. Arrivano adesso tutte le navi, per cui se vogliamo attrarre dobbiamo veramente puntare anche molto sul verde, pensando alle grandi città francesi per esempio, no? Nizza eccetera. No? Per cui è importante, soprattutto un po' anche sui fiori. So che è un costo, perché i fiori non sono di plastica, per cui hanno un ciclo vitale, fioriscono e poi sfioriscono, però con un'attenta selezione delle piante che richiedono poca manutenzione, poca acqua, eccetera, potrebbe diventare una cosa veramente interessante.
Confagricoltura attivissima in questi ultimi giorni, prima ad Alghero e oggi a Cagliari. Sì, Confagricoltura è vivissima, siamo molto vivi e soprattutto siamo molto attenti a quelle che sono tutte le problematiche, sia politiche per quanto riguarda l'agricoltura ma anche per quanto riguarda l'ambiente, cioè quindi per noi è fondamentale viaggiare di pari passo e che tutte le nostre aziende ci sostengano in questo cammino e soprattutto che ci sia la politica che sia molto vicino a tutte queste problematiche ambientali e soprattutto anche climatiche che stanno succedendo negli ultimi giorni e negli ultimi periodi. Quindi c'è bisogno veramente di poter riassettare tutto e noi siamo pronti a fare la nostra parte. Presidente Mele, questo accordo e questo progetto insieme a Assoverde quando nasce e come nasce? Questo è nato già 2 o 3 anni fa, adesso si sta facendo tutto quanto il giro, si è capito e tutti hanno capito quanto c'è bisogno veramente di intervenire e quindi soprattutto è portare la conoscenza veramente dell'ambiente e capire come e in che modo si può fare, ma soprattutto cercare di unire tutte le istituzioni e tutti i portatori di interesse affinché veramente ci si faccia un bellissimo progetto. Abbiamo 2 prodotti della Sardegna ai vertici come valore di mercato in Italia e parliamo dell'agnello e parliamo anche del pecorino romano. Un valore mai raggiunto nel passato. Sì, sicuramente anche questo è stato edotto prima di tutto anche dal cambio per quanto riguarda il dollaro, cioè quindi crediamo che anche alla fine il più grande importatore del prodotto del pecorino romano sia l'America, quindi ha funzionato e sta funzionando e speriamo che continui ancora, che crei ancora di più valore aggiunto per tutte le nostre aziende, viste e considerato le criticità che ci sono anche sugli aumenti delle materie prime e che oggi sono di nuovo in grande sofferenza, soprattutto i trasformatori, che è una cosa che bisogna veramente metterci in mano e soprattutto avere dei sostegni concreti. Ed eccoci con l'assessore all'agricoltura, appuntamento con Confagricoltura dove si parla di verde e la Sardegna si sta impegnando sotto questo profilo. Certamente in coerenza con la nuova programmazione post 2020 anche la Sardegna si sta dirigendo sul green, sul verde, su tutte quelle misure agroambientali dedicate al miglioramento sia dei nostri parchi e dei nostri giardini, ma anche il miglioramento soprattutto dal punto di vista sociale, economico, turistico. Cosa dobbiamo aspettarci da quest'autunno? Sarà un autunno verde, nel senso che noi siamo propositivi, siamo positivi. Certamente ci aspettano periodi difficili, ci rendiamo conto di questo, però stiamo ponendo in campo anche con la nuova Omnibus delle misure che certamente andranno a supportare i nostri agricoltori e i nostri pescatori, soprattutto per il rincaro energia. Dal gennaio 2023 inizia la nuova programmazione, quindi certamente tutte le misure saranno orientate in maniera più profonda e più impegnativa, delle misure che certamente andranno a supportare i nostri agricoltori. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate,
la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Gianni Chessa, assessore regionale al turismo, è il momento anche di tirare un primo bilancio che ha numeri molto lusinghieri per il comparto. Quali sono? Proviamo a riassumerli. Guardate, nel 2019, che è l'anno di riferimento, cosiddetto anno record per i flussi turistici, sono stati censiti 7.200.000 arrivi. Al 30 agosto 2022 gli arrivi erano 5.600.000. Pensate che abbiamo ancora settembre, ottobre, novembre e dicembre, e questi 2 mesi abbiamo già numeri importantissimi, molto alti. Ci sono strutture alberghiere che sono ancora sul riempimento che varia tra l'80 e il 90%, le prenotazioni dei voli sono altissime, quindi si presume che sarà l'anno del record in tutti i sensi, tenendo conto che al 30 agosto 2022, dai dati che ho io, in presenza siamo oltre i 20 milioni, quindi sono dati importanti. Poi quest'anno, da un report che abbiamo, la permanenza di un turista che sceglie la destinazione Sardegna si aggira non più dai 4,5 giorni come media, ma è salito ai 6,5, pensate un po'. Quindi siamo ben oltre le aspettative, ma siamo in linea con ciò che io avevo detto a marzo che sarebbe stato un anno da record. Numeri straordinari in una stagione che si è contraddistinta anche per i grandi eventi internazionali abbinati allo sport, quindi un modo per catturare le attenzioni sulle bellezze dell'isola, che non è solo quella delle spiagge, delle calette, del mare straordinario che la Sardegna possiede, ma anche quella di valorizzare altri momenti, altre fasce di popolazione. È una strategia che contate di portare ancora avanti? Sì, io sto puntando proprio su questo. Destagionalizzare, allungare la stagione. È troppo facile organizzare iniziative luglio-agosto, la gente viene comunque per il mare, possiamo anche andarcene via, andarcene noi vacanza fuori, che la gente viene comunque in Sardegna, ma non ci basta. Ecco, il turismo sportivo dei grandi eventi, quelli mondiali e internazionali, ha catturato nei mesi di spalla tante presenze. Pensate che a Pasquetta avevamo il nord del centro Sardegna pieno di presenze perché ci sono grandi eventi mondiali. Questo lo hanno dichiarato tutte le testate giornalistiche e tutti gli organizzati. Adesso da settembre a dicembre abbiamo altri eventi, ma non solo, non ci basta. Il turismo sportivo è uno dei settori che si aggiungono altre offerte, ma non basta. Adesso a metà ottobre avremo Archeologica alla passeggiata coperta di Cagliari, un evento storico per la Sardegna. Io sto puntando sul turismo archeologico, un altro settore importante, vedete i numeri che faremo. Il turismo religioso sui cammini, quello enogastronomico. Sempre a fine settembre avremo alla passeggiata coperta la fiera del turismo, mai fatto. Ecco, momenti di incontro con personaggi che vengono da tutto il mondo, dove ci sarà un'opportunità di confronto, ma di far conoscere una Sardegna diversa da quella che è sempre stata. Quindi sono tanti gli eventi, prepariamoci che saranno tanti cambiamenti, tanti eventi che porteranno turisti. Pensate che a metà ottobre
adesso dico Cagliari ma ci sono eventi in tutta la Sardegna, ci sarà il campionato del mondo di scacchi, verranno 1500 persone tra atleti, giovani atleti perché sono campionati mondiali giovanili, accompagnatori, resteranno 10 giorni a Cagliari, certificheranno 13.000-15.000 presenze, pensate un po', ottobre, mesi di spalla. La Sardegna può vivere tutto l'anno, è un sogno che possiamo accarezzare ma che può diventare realtà. Gli operatori e anche gli organi di stampa, come lei ha accennato, hanno sottolineato appunto questo successo straordinario. Assieme ai successi straordinari balzano fuori alcune come dire, criticità di vecchia data che magari non fanno neanche capo al suo assessorato. Mi riferisco ai trasporti, mi riferisco alla qualità dei vacanzieri, ai costi, a quella che deve essere un'accoglienza non selvaggia ma monitorata. Partiamo, visto che siamo tutti quanti stati un po' più bravi e che la nostra regione, come diceva lei, potremmo scappare tutti, verrebbero comunque, anche pagando di più, ma non è giusto, perché la competizione con altri paesi, dal Portogallo alla Croazia, alla Grecia, si fa più viva. Partiamo dalle criticità, lei come potrebbe metterci in mano? Guardi, apprezzo questa sua domanda e la colgo come un'opportunità. Anche per dire che il 29 settembre, giovedì 29, io ho già organizzato, ho mandato già le PEC di invito a tutti i soggetti del comparto turistico, non solo, quindi Confcommercio, Confindustria, albergatori, trasporti, anche i sindacati che sono come turismo abbiamo invitato, proprio l'estate generale del turismo, perché deve essere quel giorno e quella giornata di lavoro dove ci sarà presente anche il Presidente della Regione, i miei colleghi assessori e i direttori generali, proprio per puntare sulla nuova stagione, perché io mi sto preoccupando del 2023, che se non cambiamo rotta e facciamo azioni mirate sarà un anno critico, proprio per questo che diceva, ospitalità, formazione, accoglienza, servizi, qualità dei servizi. Dobbiamo fare un ragionamento su ciò che è andato bene, lo sappiamo, ma prendere anche atto che il turista ha bisogno di qualità dei servizi e alcune cose non sono andate bene, dobbiamo organizzarci per l'ospitalità, non si può pensare di avere il mese di agosto 100.000 persone quando negli altri mesi magari sono 1.000-2.000 abitanti, e fare la raccolta della spazzatura una volta al giorno come fosse gennaio, febbraio o marzo. Ad agosto è tutto diverso, così come le guardie mediche che sono in croce, sono in ginocchio. In un piccolo comune costiero, anche turistico, ricevono 10-20 persone e qui se ne ritrovano 100.000. Ecco, tutti questi ragionamenti vanno fatti e vanno affrontati. Come risolverli? Quindi il giorno 29 la parola d'ordine è quella di fare i complimenti a tutti che hanno reso possibile questo grande e straordinario successo del 2022 sulle presenze turistiche, ma sarà anche una giornata per dirci come non ripetere più certi errori. La scorsa settimana è stata presentata questa grande performance di Caterina Murino, che è l'interprete di uno spot che lancia la Sardegna in giro per il mondo, quindi i mercati statunitensi, un rafforzamento su Francia, Germania, insomma tutta una serie di nuove potenzialità che esaltano la nostra terra. Le è piaciuto lo spot? Lo spot è bellissimo, è stato fatto dalla Presidenza in collaborazione appunto con l'assessorato al turismo, ma è fatto soprattutto, mi è piaciuto perché non solo è bello, ma è fatto tutto in casa, cioè da artisti sardi, con una stupenda testimonial che è Caterina Murino, che è sarda e ha promosso la sua amata Sardegna. Cosa si vuole di più? Eccellenza sarda, quindi tanto di cappello, apprezzamento. Però questo spot tende veramente ad andare nel mondo, soprattutto a catturare quel mercato americano che oggi rappresenta in Sardegna il 18% dei flussi turistici. Il 18% l'abbiamo catturato sulla base di tutti gli americani che sono arrivati in Italia, noi ne abbiamo catturato il 18%. Quello è un mercato ricco, un mercato che serve, che sostituirà in gran parte la permanenza che c'è sempre stata dei russi, e poi ci fa capire sia un po' la guerra che dispiace, un po' la pandemia,
che ci siamo adagiati sempre nei soliti mercati, invece dobbiamo rafforzarne tanti altri. La Sardegna ha bisogno di tutti, nessuno escluso. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto cellino nel tuo supermercato di fiducia. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Bentornati, le telecamere di Panorama Sardo oggi ci portano a Pattada per una prima edizione di che cosa? Delle zuppe di Sardegna. Ce lo racconta il presidente della Proloco Giuseppe Me. Oh, buonasera, salve. Questo è più che altro ci siamo incontrati con i paesi limitrofi Monti, Berchida, Telti e Bonorva per creare questo progetto iniziale per vedere un attimino di smuovere anche le persone nel territorio. Questa è una scommessa, quindi tentiamo di fare qualcosa di importante, di bello, speriamo che sia una cosa per il futuro che funzioni bene. 5 realtà che a tutto tondo sono qui oggi in Piazza Italia per presentare le zuppe e non solo, quindi è vero che è una scommessa vinta, ma è una prima edizione dopo 2 anni di fermo. Esatto, dopo 2 anni di fermo adesso speriamo che ci sia un rilancio pian piano. Certo, la gente ha ancora un attimino un po' di diffidenza eccetera eccetera, ma spero e mi auguro che la gente si riprenda ad uscire e a fare queste sagre, queste feste in tutta la Sardegna, perché è bellissimo, una cosa importante.
Allora noi ci prepariamo con la nostra telecamera a vedere sia queste zuppe in preparazione e anche le degustazioni di tutti i gruppi che hanno partecipato. Certo, bene, andiamo, faccio strada, dai. Andiamo a fare adesso un giro partendo da Bonorva, Pattada, poi Telti, Berchidda e Monti. Siamo tutti, insomma, un bel gruppo e spero di avere un buon successo stasera, dai. Siamo anche col sindaco di Pattada. Quanto è fondamentale la coesione fra i territori? La coesione tra i territori è fondamentale. Io ho sempre creduto che da soli non andiamo da nessuna parte, dobbiamo ragionare tutti assieme. Sono dei territori che, a parte le leggere differenze, viviamo tutti la stessa realtà. Quindi più noi siamo uniti, più parliamo con una sola voce, meglio è per noi. Oggi sono qui in Piazza Italia a Pattada per presentare, è vero, il loro prodotto, ma per far vedere che la collaborazione può esistere. Sì, infatti quando Giuseppe mi parlò di questa idea che avevano avuto di unire quelle che sono le tradizioni culinarie di Pattada, della Gallura, del Melù con Bonorva, fare un'unica serata da replicare nei vari territori, io l'ho accolta molto molto favorevolmente, proprio per quello, per dare un segno di unità. Perché? Perché ognuno di noi, ovviamente, nel campanismo dice il nostro piatto è unico e tutti sono unici, però tutti fanno parte della nostra tradizione. Le differenze ci sono ed è bene che ci siano, però esistono anche le cose che ci rendono simili e partecipi. E allora non ci resta che andarle a scoprire, perché come sempre i profumi non li potete sentire, ma con le immagini potrete capire i gusti e la bontà di questi prodotti. Buon appetito! E adesso con la squadra che gioca in casa, la Proloco di Pattada. Innanzitutto parliamo della materia prima, che è il grano duro, sempre di Sardegna, prodotto di Sardegna. Questa è la semola e questo è il semolato rimacinato. Questo tipo di semola serve per fare questo tipo di pasta, saspillissas. Ecco, e poi come avviene la preparazione? Innanzitutto il nome della vostra zuppa. Il nome della nostra non è una zuppa, ma è una pasta che si chiama saspillissas e viene fatta con la semola, così come ha detto già Peppino, e la si impasta con l'acqua, semplicemente semola e acqua. È un impasto molto semplice perché essendo era un piatto povero della nostra cucina anticamente, tant'è che venivano impastate semola e acqua e poi venivano condite semplicemente con la salsa di pomodoro, nel senso solo il pomodoro fresco. Poi nel corso degli anni si è un po' evoluto come ci si è aggiunta la carne e il pomodoro, però la pellizza vera e propria nasce solo semola, acqua e condita con pomodoro e formaggio pecorino. Perfetto, allora in attesa di vedere anche la vostra di preparazione, io approfitto perché avere un mugnaio non è una cosa da tutti i giorni. Allora le chiedo, vero, ma io le chiedo in qualità proprio di addetto ai lavori sul grano, sulla semola e sul pane, il suo pensiero su tutto quello che è stata, diciamo, le dinamiche del grano. Oggi stiamo festeggiando, ci stiamo riprendendo la normalità con una zuppa, una festa delle zuppe di Sardegna, ma io mi chiedo, le chiedo innanzitutto tutto quello che è nelle notizie proprio riferite al grano. La Sardegna è un granaio? Era ed è un granaio, però è poco rinomato. Poco rinomato c'è poca produzione. Come qualità è ottima. Quindi il suo lavoro sta scomparendo? Oppure... Sta scomparendo e dispiace. Siamo rimasti in pochi in tutta la Sardegna. I gioventù non hanno passione, perché ci vuole passione per questo tipo di lavoro. Ma lei prima riusciva comunque a tirare su quella che era un familiare, cioè uno stipendio, prima si riusciva a fare, oggi è più difficile. Il mercato adesso è un po' brutto. Noi come piccoli artigiani abbiamo su tante battose dai grossi e dobbiamo arrangiarci a livello casareccio.
senza operai e così via. Andiamo a incontrare un altro presidente, Domenico Pes della Proloco di Monti. Presidente, cosa stiamo preparando per questo evento? Allora, stiamo preparando Zuppe di Sardegna, un evento che è già nato 4 anni fa. È stato dato un'iniziativa tra la Proloco di Monti e la Proloco di Berchidda. L'anno dopo ha seguito anche la Proloco di Telti e quest'anno con le new entry di Bonorva e le stiamo organizzando qui a Pattada, che ha avuto l'idea di fare l'accoglienza qui a Pattada. Benissimo, e le signore della Proloco di Monti cosa stanno preparando? Allora, la zuppa montina che è registrata come zuppa di Monti, zuppa montina, e ha una piccola diversità dalla zuppa gallurese, dalla famosa zuppa di Gallurese. Noi siamo sempre ai bordi, come paese, ai bordi della Gallura, e quindi siamo, diciamo così, quasi gemelli nel preparare questi cibi, questo primo che è fatto a base di carne, di brodo di pecora, con la sfoglia di pane, la spianata, e poi viene condita con della uzugasu, che sarebbe la mantecatura del formaggio, con prezzemolo, pepe nero, molto macinato fine, spruzzato sul pane a strati, e su questo strato viene poi adagiata un formaggio di pecorino stagionato con della caciotta tagliata fine, e così a strati viene completato la pietanza. Come abbiamo visto dalle nostre immagini, una pietanza di sostanza. Bene, allora non ci resta che continuare. Da Monti ci spostiamo a Berchidda. Berchidda è famosa anche per il vino, ma oggi ci presenta una zuppa. Cosa stiamo vedendo? Allora, questo è il brodo di pecora, che comunque sia è comune a tutte le zuppe galluresi, però la nostra è una particolarità che, oltre ad avere il brodo di pecora, ha anche un pane particolare. Poi magari possiamo parlare con qualcuno degli chef per entrare più sul dettaglio. Ha un pane particolare, in pratica si tratta della spianata di ozieri disidratata rimessa al forno, e poi con un ragù che vi spiegheranno meglio i nostri chef. Quindi, Presidente, un territorio che si unisce. Sì, questo voi siete 5 entità che insieme a tutto tondo state comunque portando avanti la zuppa di Sardegna in una chiave di divulgazione. Sì, sicuramente questo potrebbe essere un primo lancio per una cosa ancora più grande, che potrebbe coinvolgere anche altri territori. Noi con Monti e Telti abbiamo già esperienze particolari di questo tipo di connubio, e ora ci stiamo un pochettino allargando, anche perché vogliamo anche imparare dagli altri, vedere un pochettino, creare delle manifestazioni anche ancora più... Vedo che i suoi ragazzi sono molto concentrati, però andiamo dallo chef, così... Non so chi vuole, abbiamo 5 chef, quindi tutti... Buonasera, cosa ci dobbiamo aspettare da questa zuppa? Allora, in pratica ha già detto quasi tutto Allello. Questo è il brodo di pecora. Noi utilizziamo il brodo di pecora messo in questa pentola, poi il pane che utilizziamo per fare la zuppa è pane tostato, la spianata di uzieri tostata, poi utilizziamo il sugo e il formaggio fresco mischiato al formaggio grattugiato. Non facciamo altro che mettere sulla fiamma il brodo e poi fare a strati pane, formaggio e sugo, pane, formaggio e sugo, finché il brodo non si assorbe. A quel punto, quando vediamo che la cremosità è giusta, la zuppa è pronta. Allora non ci resta che invitarvi anche tutti a Berchidda, non solo per la zuppa ma anche per il vino. Io ci tengo molto al vino. Allora vi lasciamo alla preparazione e andiamo avanti.
E un altro territorio fondamentale per questo evento è Bonorva. Siamo con Luigi De Rio, il presidente della Proloco. Cosa stiamo preparando in attesa che c'è già la fila per le degustazioni, presidente? Stiamo preparando il pane bollito, il zicchi tipico di Bonorva. È un zicchi tostato e duro, viene tagliato a pezzi e fatto bollire nel brodo della carne della pecora. Prima ci raccontavano dietro le quinte che questo è un piatto che arriva anch'esso dalla tradizione, no? Era il piatto che le donne preparavano per la campagna. Sì, esatto, sì. Era un piatto che preparavano, un piatto povero inizialmente perché veniva preparato col pesto, poi in seguito ha avuto l'evoluzione e si prepara con la carne di pecora e le patate e le cipolle. E ricordiamo a tutti quanti che il 15, cioè il sabato prima di Ferragosto, ogni anno facciamo la sagra del Zicchi. Siamo arrivati alla 28esima sagra, il prossimo anno ci aspetterà la 29esima sagra. Quanto è importante, Luigi, la coesione fra i territori, no? Perché ognuno dice il mio prodotto è più bello, è più buono, però poi voi invece vi siete messi insieme perché avete detto insieme si lavora meglio. Sì, penso che sia molto importante questa coesione perché dà la possibilità al turista di dover, in una serata, di dover assaggiare più piatti diversi, tipici della zona. Ogni paese ha la sua caratteristica, il suo piatto tradizionale. Diamo la possibilità, ecco, in questo modo di dover, in un colpo solo, diciamo così, dover assaggiare, fare un assaggio di 5 piatti tipici sardi. Da Berchidda Telti con Marilena Suelzu, la presidentessa della Proloco. Presidentessa di Telti, cosa stiamo preparando? Prima si utilizzava il pane raffermo, mentre invece noi adesso utilizziamo il pane spianata. Quindi facciamo uno strato di pane, uno strato di formaggio condito con il prezzemolo. E così fino praticamente a arrivare all'ultimo strato, pane, formaggio. Poi viene imbevuta, bagnata con il brodo, che può essere, in questo caso è misto, pecora e vaccino. Bene. Quanto è importante partire da questa tradizione, possiamo dire dalla cucina povera, che poi oggi è molto ricercata? Importantissimo, perché comunque c'è una riscoperta di quello che erano le tradizioni dei nostri cari che vivevano negli Stazi. Questo è il piatto tipico degli Stazi galluresi. E come potete vedere alle mie spalle, Zuppe di Sardegna ha preso forma con un grande intervento da parte del pubblico e soprattutto degli operatori. Una prima edizione che vi abbiamo voluto portare sugli teleschermi di Telesardegna in esclusiva. Panorama Sardo continua il suo percorso in tutta l'isola e adesso non mi resta che dare la linea alla regia.
Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo in chiusura di questo appuntamento speciale di Panorama Sardo del dopo elezioni, di rigore con il vicepresidente dell'esecutivo regionale nonché assessora del lavoro Alessandra Zedda. Si parla tanto di rimpasto in giunta. E siamo in chiusura di questo appuntamento speciale di Panorama Sardo del dopo elezioni, di rigore con il vicepresidente dell'esecutivo regionale nonché assessora del lavoro Alessandra Zedda. Si parla tanto di rimpasto in giunta. Ma non sono la persona giusta per poter rispondere, perché questa è assolutamente competenza primaria del nostro Presidente e dei partiti. Tuttavia credo che lo scenario che oggi si è venuto a creare e che porta sicuramente a delle assenze importanti nella nostra Giunta avrà bisogno ovviamente di quantomeno di coprire appunto le caselle vuote. E in ogni caso però credo che insomma, a noi spetta il dovere di continuare il lavoro in linea appunto con ciò che abbiamo fatto fino ad oggi, e anzi probabilmente è arrivato anche il momento di dare uno scossone per le tematiche e i problemi che ancora affliggono la nostra Sardegna. Penso tra tutti al lavoro, alla salute e soprattutto alla materia dei trasporti, che ci deve davvero vedere impegnati anche grazie al principio di insularità in Costituzione nel formulare quelle leggi di attuazione che tanto devono cambiare il corso della mobilità in Sardegna. Nel frattempo, alla vigilia delle elezioni sono successe tante cose. Partiamo da un fattore molto positivo. Il Sole 24 Ore parla della vostra progettualità con il programma GOL e vi mette al terzo posto assoluto in Italia dopo Lombardia e Friuli Venezia Giulia.
Ma certo, il risultato è fatto da dati che appunto afferiscono al programma GOL e ci vedono con un lavoro compiuto che è il terzo in Italia per report di risultati e di questo siamo molto contenti. Il programma GOL, l'ho detto tante volte, è molto complesso, è stato difficile programmarlo, pianificarlo e grazie davvero al grande lavoro fatto dai collaboratori appunto dell'assessorato del lavoro e di ASPAL siamo riusciti a creare il primo raccordo, ovvero quello che deve avvenire tra i disoccupati e l'istituzione. Ora abbiamo già anche messo in corsa il bando per le nostre agenzie formative che dovranno appunto coinvolgere tutti i patti per il lavoro che poi sono i nostri disoccupati e i nostri lavoratori. È un risultato unico perché appunto è la prima volta che esiste il PNRR e che esiste il programma GOL e io credo che noi in questo senso abbiamo dato un segnale di grande competitività, di grande preparazione, ma soprattutto di avere le idee chiare su ciò che occorre fare nel settore della formazione, ai fini proprio di creare l'inclusione e l'occupazione. Queste sono tre forme che devono stare insieme e fare un unico cerchio che davvero deve contenere appunto quelle asticelle, soprattutto quella della occupazione che deve incominciare a salire in maniera vertiginosa. E a questo proposito focus sull'Academy. Academy, il bando è stato pubblicato, doveva aprire il 15 per le domande appunto delle stesse Academy, quindi per i progetti delle aziende con le agenzie formative, hanno chiesto una piccola proroga, per fine mese siamo pronti, ma l'Academy è davvero un sistema innovativo, io direi quasi rivoluzionario, perché mette insieme per la formazione dei disoccupati tutte le sinergie che possono avere le grandi aziende, le medie aziende, quindi i brand di Sardegna, le eccellenze, la capacità assunzionale con le nostre agenzie formative e diventano quindi partner a vicenda di un progetto ambizioso che appunto sono le Academy, che dovranno poi consentire di avere all'interno delle stesse Academy maggiore occupazione ma maggiore competenza e soprattutto qualità delle professioni. Abbiamo aperto la trasmissione con una lunga intervista a Caterina Murino, che è il testimonial della Sardegna nella sua nuova campagna di comunicazione. Ma a Caterina Murino va un grande grazie da parte di tutta la Sardegna, della regione in particolare, che l'ha voluta fortemente perché rappresenta quello che unisce il profondo con l'emerso della nostra regione, che traduce identità, cultura, tradizione e tutto ciò che poi sappiamo, conosciamo tutti riguarda il mondo del turismo. Ecco, per la prima volta la realtà e la fantasia si sposano in un connubio che il video prodotto è davvero un prodotto emozionante e soprattutto trasferisce nel mondo la vera Sardegna, la Sardegna più profonda, anche quella nascosta, e ci auguriamo che ad essere nascosta non sia più la nostra posizione geografica, perché spesso e volentieri i grandi gruppi turistici hanno, non mettendo e non evidenziando dove ci troviamo, probabilmente ci hanno creato un danno, ma questo l'hanno fatto anche alcuni libri di geografia, ecco, che magari non hanno dato la rappresentanza esatta di dove si trova la nostra regione. Noi abbiamo voluto colmare questo gap perché crediamo che dalla posizione geografica, dal luogo dove siamo, si possa scoprire più velocemente come siamo, chi siamo, la nostra più profonda veramente identità, che non è solo mare, non è solo spiaggia, ma è tanta montagna, tanta collina, ma soprattutto tante valori che sono nei nostri anziani, nella nostra storia, nei nostri gioielli, nei nostri sapori, nei nostri profumi, nei nostri odori, insomma, Sardegna. Conclusioni, stanno per partire i titoli di coda. Dopo oltre 10 anni, una cattedrale nel deserto che faceva parte del patrimonio della regione sarda potrebbe riavere vita. Parliamo dell'INSAR, Investimenti in Sardegna.
Ma questo è un argomento di cui parlo davvero con molta soddisfazione, perché quando siamo arrivati l'INSAR navigava in difficoltà soprattutto di carattere finanziario, organizzativo, e invece mettendola in liquidazione l'abbiamo salvata in due modi: rimettendo a posto i conti, valorizzandola per quelle competenze che l'assessorato del lavoro ha continuato a dare ad INSAR in questo momento di difficoltà, e soprattutto oggi possiamo dire che la Regione Sardegna è l'unico socio di INSAR, non solo in bonis, ma siamo gli unici azionisti di questa grande società, che dovrà diventarlo a breve grande, perché è funzionale a tutte le politiche di sviluppo e del lavoro che appunto la nostra regione persegue ogni giorno, e quindi crediamo davvero di avere uno strumento in più, una opportunità in più che vogliamo dare ai disoccupati sardi, ai lavoratori, ma io dico in particolar modo alle aziende sarde, che davvero potranno essere coinvolte in progetti speciali, ecco, di sviluppo economico, e io dico anche di integrazione sociale. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.